Eccoci, benvenute e benvenuti a questo nostro Focus, lo spazio quotidiano di approfondimento della nostra redazione giornalistica. Oggi ci occupiamo di microcredito e autoimpiego, ma anche di reddito di povertà. Insomma, sono misure a sostegno delle famiglie in difficoltà economica siciliane, messe in campo dalla regione appunto siciliana, e vedremo qual è l'efficacia e soprattutto anche come poter accedere a questi sostegni che sono sempre più necessari, vista appunto la situazione anche di crisi economica in cui versano tantissime famiglie siciliane. Sono più di 70.000 quelle censite almeno in grave crisi, quasi appunto alla soglia della povertà totale. Ne parleremo con il dottor Ettore Foti, che è il direttore del Dipartimento Lavoro della Regione Siciliana. Lo ringrazio, gli do il benvenuto. Buon pomeriggio anche a lei, dottore Foti. Buon pomeriggio dottoressa, e buon pomeriggio a tutti i telespettatori e agli ospiti di oggi. Devo dirle purtroppo che la sento metallica e non riesco a decifrare quello che ha detto sinora. Le chiedo scusa. Cercheremo di perfezionare insomma il collegamento. Intanto do il benvenuto anche a padre Mario Sirica della locanda del Samaritano di Catania. Grazie, non è la prima volta che lei ci aiuta anche a capire tante cose, soprattutto in prima linea contro la povertà, a sostegno di tante famiglie che a Catania sono veramente in situazioni difficili. E poi anche Davide Grasso, un'altra conoscenza del nostro Focus, perché appunto è un CAF. Il CAF ormai è diventato un luogo strategico, no? Per poter accedere a queste opportunità, ma nello stesso tempo anche, come dire, può anche avere il polso di quella che è la situazione difficile appunto che si sta vivendo, soprattutto che stanno vivendo tantissime persone in Sicilia. Ricordiamo le famiglie, ma ricordiamo anche tante persone che perdono magari il lavoro e che quindi si trovano in una condizione dall'oggi al domani a dover far fronte a tanti impegni ai quali non possono ovviamente rispondere e affrontare. Io partirei da lei, dottore Foti. Parliamo di microcredito e autoimpiego. Lei spero che mi senta. Mi sente? Fare il punto sul microcredito. Sì. Ci faccia un po' il punto alla luce del fatto che a Catania recentemente sono stati aperti 2 sportelli proprio nella sede dell'ufficio dell'impiego. No, lo sportello in effetti è uno, ne basta uno. Magari sono invece 2 postazioni logistiche in 2 stanze diverse che servono all'unico sportello del microcredito. Tra l'altro è uno sportello con un'iniziativa sperimentale che viene fatta nei centri per l'impiego rispetto ai 106 sportelli che sono distribuiti su tutto il territorio nazionale. Con questo sportello noi cerchiamo di dare dei servizi di prossimità a tutti gli utenti che sono in cerca di lavoro, ma quale tipo di lavoro? In questo caso si parla di autoimpiego, di autoimprenditorialità. Questo progetto nasce naturalmente dalla collaborazione tra il Centro per l'Impiego di Catania e l'Ente Nazionale per il Microcredito. Questa opportunità che viene offerta a tutti coloro che vogliono intraprendere una iniziativa per un'attività di lavoro autonomo o una iniziativa di attività di impresa. Ecco, le chiedo, dottore, ci fa un identikit di chi si rivolge al vostro sportello? Certo, allora diciamo che per quello che abbiamo potuto vedere in questi pochissimi giorni dell'avvio di questo sportello, che voglio ricordare, oltre ad essere uno sportello fisico, per poter accedere ai servizi bisogna semplicemente collegarsi al sito e mandare una mail alla mail autoimpiego.ct@golsicilia.it. In questo sportello ci sarà la possibilità di prendere un appuntamento direttamente con i nostri operatori del Centro per l'Impiego, che sono degli operatori già adeguatamente formati in collaborazione con l'Ente Nazionale Microcredito, per poterli veicolare poi ai percorsi che devono essere fatti fino al raggiungimento del contributo e
l'ottenimento di un contributo finanziario per poter avviare un'attività di impresa o un lavoro autonomo, quindi anche da studio professionale. Sì, nella prima fase cerco di spiegarlo in maniera molto breve, sì. perché poi rimandiamo naturalmente ai collegamenti con l'ufficio in maniera diretta. Dopo una prima fase in cui viene preso un appuntamento da parte di questi soggetti che, come dicevo, a distanza di pochissimi giorni già abbiamo avuto una ventina di adesioni, con i primi appuntamenti che hanno visto i primi 5 utenti che sono stati veicolati nelle fasi successive a quelle del primo appuntamento, che come fase successiva appunto alla presa in carico prevede il caricamento nella piattaforma delle informazioni minime e necessarie per una preistruttoria di queste iniziative che intendono fare gli utenti. Voglio ribadirlo sin da subito, tengo a precisare che questo servizio è assolutamente gratuito, non comporta alcun onere economico da parte di chi vi accede. Dopo aver fatto questa presa in carico di coloro che sono interessati ad avviare un'attività di lavoro autonomo di impresa, subentra un'associazione di volontari che è l'associazione Unigenze, composta da professionisti che si occupano della materia bancaria, della materia del credito finanziario. Ci sarà quindi la possibilità di interloquire con questi consulenti per capire meglio quali sono le attività che più si adattano ai desideri di coloro i quali vorrebbero intraprendere un'iniziativa del genere. Ci sarà poi la possibilità, dopo questa fase, per l'utente aspirante imprenditore, di recarsi presso uno degli istituti che sono convenzionati con l'ente nazionale del microcredito per un primo contatto. Perfetto, quindi diciamo questo è l'iter da seguire, ma ne parleremo ancora, ora magari ci darà anche qualche dettaglio in più. Invece chiedevo a Davide Grasso, perché ieri è iniziato la possibilità di richiesta a proposito di misure a sostegno appunto della povertà, del reddito appunto di povertà. Come sta andando? Ieri in poche ore ci fa sapere la regione siciliana, ci sono state 1500 richieste in appena 5 ore, se ne censivano altre 5.000 in attesa, ma oggi credo che saranno ancora di più. Insomma, ci dica lei invece come sta andando, soprattutto quali sono le difficoltà che si potrebbero incontrare e quali invece le modalità per accedere a questo. Ricordiamo che è un bonus una tantum, quindi una volta per tutte può avere diverse appunto anche come dire, somme, cifre diverse rispetto poi a vari parametri. Le chiedo appunto di spiegarci sinteticamente, in modo che possiamo anche dare un poco, anche far capire anche chi non sapesse nulla di questo provvedimento della Regione. Chiaro, sì, è un contributo di solidarietà che si può trasmettere già da ieri a partire dalle ore 12, anche se all'inizio ci sono state diverse criticità in quanto erano tanti collegati sulla piattaforma e quindi non si riusciva all'inizio a fare la richiesta. Dopo verso le 15:30, 16 si è un po' sbloccato il sito e per fortuna poi le domande si sono potute fare tranquillamente. Le criticità rimangono per quanto riguarda gli stranieri. Sono venuti diversi stranieri la giornata di ieri, nella giornata di odierna, e a quanto pare per gli stranieri al momento non è possibile fare questa domanda. Appena inserisce un codice fiscale non italiano, anche se magari poi ha la cittadinanza italiana, oppure residente da più di 5 anni, mi pare, no? Residente in Sicilia da più di 5 anni, perché i requisiti fondamentali sono 3 intanto: essere residente in Sicilia da almeno 5 anni, avere un ISEE sotto i 5.000 euro e non avere avuto delle condanne per quanto riguarda il 416 bis e il 640 bis. Quindi se nessuno ha avuto mai queste condanne, sia residente in Sicilia da 5 anni e un ISEE inferiore a 5.000 euro, si può presentare la richiesta. Poi ovviamente dipende dalle caratteristiche del nucleo familiare, si acquisiscono dei punteggi che possono variare da 0 a oltre 30. Certo, da 0 a 20 punti viene riconosciuto un'indennità una tantum di 2.500 euro, da 21 a 30 3.500 euro una tantum, e oltre i 30 punti 5.000 euro, ovviamente sempre una tantum. Però sono vincolati dal fatto che i beneficiari devono comunque poi andare al
dal proprio comune di residenza per essere iscritti, per voler insomma partecipare dei lavori socialmente utili. Dunque quindi devono iscrivere. Ecco, prevede appunto che ci sia comunque un impiego nei lavori socialmente utili di qualche ora alla settimana. Insomma, questo anche... Si prevede appunto che ci sia questa iscrizione attraverso il comune e poi deve essere comunicata all'IRFIS questa iscrizione. Perfetto, ricordiamolo anche che si potrà accedere e fare richiesta fino al 15 di aprile. 15 aprile alle ore 17. Quindi c'è sempre questa piattaforma dell'IRFIS, perché so che appunto è l'ente che si occupa appunto di poi stilare la graduatoria e poi assegnare ovviamente il bonus. Sì, poi alla domanda deve essere allegato il contratto di locazione, qualora appunto ci sia, il certificato ISEE 2025, quindi con i redditi del 2023, carta di identità e codice fiscale, e poi se c'è qualche altro disagio fisico o economico, qualche disagio sociale, va comunque allegato, ma deve essere attestato dal proprio comune di residenza. Certo. Padre Sirica, invece lei, abbiamo più volte oggi nominato e detto la parola povertà, no? Lei che quotidianamente invece ha contatto con chi è in difficoltà, si parla sempre di nuova povertà, ma è così? Assolutamente. Ecco, ci dica, perché... Buonasera a tutti e grazie per questa opportunità. In effetti, come lei diceva, c'è sempre un aggiornamento non solo sulle leggi ma anche sulle questioni e le situazioni di povertà. Mi ha fatto piacere leggere che nel reddito di povertà istituito dalla Regione Sicilia rientrino le donne vittime di violenza, perché come ben sapete noi l'8 marzo abbiamo inaugurato proprio una struttura per donne vittime di ogni tipo di violenza e povertà, e una delle povertà delle donne vittime di violenza è proprio la dipendenza economica. Il fatto che queste donne possono accedere ad un minimo di contributo in attesa di poter lavorare è una cosa veramente positiva, perché dà un ampio respiro e aiuta anche la donna a non ricadere, io faccio esempi specifici, nelle mani di questo aguzzino, di questo uomo compagno violento. È in procinto in questo anno, ne ho parlato già lì al Focus, e dell'Agorà abbiamo da poco preso in comodato d'uso 3.000 metri quadrati al centro di Catania, dove sorgeranno nuovi servizi gratuiti alle persone più povere della città. E una di queste misure che penso non siano indirizzate, perché come lei ben diceva, molte volte non solo sono poveri quelli che non hanno un reddito, ma anche coloro che hanno un reddito. Penso ai padri separati. Infatti in questa struttura che andremo a inaugurare ci sarà una casa per padri separati. Faccio un esempio concreto. Ho fatto in questi tempi dei colloqui con dei professori, insegnanti che si sono separati dalla propria moglie per tanti motivi, a cui devono giustamente 800-900 euro di impegno, adesso mi sfugge il nome, per la moglie e i figli. E pensate che un professore che ne guadagna 1.600-1.700 ne toglie 800-900, non c'è il mutuo o altre, non so, la scuola, altre spese, e ti trovi a vivere in un garage, ti trovi a vivere in macchina. Quindi mi dispiace che poi, spero che nei prossimi provvedimenti ci sia un pensiero anche per coloro che veramente tutto certificato, da uno stipendio di 1.700-1.600 a scendere, devono dare il mantenimento. Ecco, mi arriva il mantenimento, certo. Il mantenimento. E sono persone che vivono in povertà, quindi io sto accelerando i tempi burocratici e di finanziamento, perché vivo di quello, per realizzare questa casa per padri separati, ma è in continua evoluzione. Ci sono i giovani che hanno vissuto con i genitori, quindi i genitori vengono a mancare, giovani che hanno lavorato saltuariamente o a nero e si ritrovano a vivere una situazione di povertà. Quindi veramente la situazione povertà è sempre in divenire. È sempre in divenire e mi sembra che si fa sempre più pesante, sempre più diffusa, almeno lei dal suo osservatorio può anche testimoniarlo, no? Assolutamente, dicevo la volta scorsa, tempo fa, quando ci siamo collegati, che rimane per fortuna tutte quelle persone che hanno un mutuo con i tassi della BCE che sono raddoppiati, e quindi le rate raddoppiate, anche si fa fatica a pagare una rata del mutuo con l'ansia, la paura di dover perdere poi quella casa
anche per poche rate non pagate, cioè, anche se ci sono adesso tante situazioni che ti possono aiutare, però veramente mi rendo conto che la situazione evolve continuamente, ma quella dei padri separati sta diventando una questione anche importante, perché i sostegni sono previsti per coloro che non hanno reddito, però uno che presenta 1.700 euro al mese ma ne deve detrarre 8, 900 o di più, capite bene che non viene incluso in questo. Quindi bisogna un po' allargare Certo, la assolutamente, maglia. assolutamente. E noi ci fermiamo per un brevissimo stacco, poi ritorniamo di nuovo in studio. Ecco, oggi stiamo discutendo, scusate, di microcredito e autoimpiego, non soltanto di questo. Volevo interpellare il dottore Foti, volevo chiederle, sentiva Don Mario Sirica, diceva molte persone perdono il lavoro, quindi il microcredito può rappresentare veramente un'occasione per potersi diciamo, rilanciare e poter anche continuare insomma, a far fronte a quella che è una vita dignitosa, perché poi il lavoro è sempre dignità. Assolutamente sì, perché si tratta comunque di un orientamento e di una consulenza personalizzata. Molte volte anche scoprire dei talenti che non si sa di possedere, e questa è un'occasione proprio per una situazione del genere. Molte attività nascono anche in maniera molto casuale, semplicemente dalla semplice curiosità di sapere cosa c'è e che possibilità ci sono per affrontare da soli un'attività imprenditoriale o iniziarla da soli. E devo dire che essendo tutto gratuito, compresa anche il finanziamento che verrà concesso alla fine dell'iter che Microcredito ha convenzionato con noi, con il Centro per l'Impiego, grazie anche a questo contributo gratuito si ha la possibilità di intraprendere un'attività che potrebbe scoprire veramente dei talenti imprenditoriali fino a un certo punto della propria vita che si sconoscono. Certo, lei diceva che ci sono già 20 richieste, domande che avete fatto, in queste ci sono più giovani, più persone avanti? Sono di diversa età, perché non anche c'è donne. un limite di età. Non è un beneficio che viene dato economicamente ai giovani o solo alle donne, né c'è una preferenza, una parità di genere da dover rispettare in questo caso. Non c'è neanche un limite o un numero massimo di soggetti e utenti che possono accedere a questo servizio, e devo dire che finora la maggior parte però sono uomini. C'è anche qualche donna, ma essendo solo all'inizio, parliamo solo di qualche giorno che è attivato questo sportello, poi sarà importante vedere gli ulteriori sviluppi che noi stiamo cercando di incrementare anche con la collaborazione del Comune di Catania e le Camere di Commercio. Già abbiamo avuto altre richieste ed è un progetto che vogliamo replicare anche in tanti altri centri per l'impiego dell'isola. Abbiamo già dei contatti e delle richieste in tal senso. So che c'è uno sportello virtuale all'università. Sì, c'è uno sportello online anche all'università, perché come avevo accennato un po' all'inizio, i nostri servizi devono essere quanto più servizi di prossimità. Ormai è finita l'epoca dei famosi uffici di collocamento, questa visione stereotipa di un ufficio che era immobile in una zona della città e bisognava semplicemente solamente raggiungerlo in maniera fisica. I servizi di prossimità ci consentono adesso di avere dei servizi online, e laddove gli utenti ancora non vengono presso i centri per l'impiego siamo noi che li raggiungiamo, e con l'università abbiamo spostato questo progetto in modo tale che tutti gli studenti o i neolaureati dell'università possono collegarsi ai nostri servizi tramite il portale di Unicit dell'Università di Catania e lì accedere a tutti i servizi che noi offriamo. Voglio ricordarlo
un po' per coloro i quali magari ancora non sono entrati nel mercato del lavoro, è importante che si inizi dai centri per l'impiego, per qualsiasi attività lavorativa, in quanto dover dare la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro oppure sottoscrivere il patto di servizio personalizzato sono passaggi indispensabili perché le aziende possono assumere persone e godere di benefici contributivi nell'assunzione di questi soggetti, oltre naturalmente a tutte le informazioni che possiamo dare per incrociare la domanda e l'offerta di lavoro. Certo, che poi insomma questo è anche il nodo, no? Che insomma si pone sempre, perché c'è questo incrocio che a volte non è stato efficace ed efficiente, quindi ha creato anche qualche cortocircuito tra chi cercava e chi offriva lavoro. A Davide Grasso vorrei chiedere invece, un nostro telespettatore ci ha scritto: ma per chi ha un ISEE di 6.000 euro ed è disoccupato, che sostegni ci sono? Perché ovviamente l'una tantum è una tantum, c'è questo reddito di povertà che è stato istituito. Però tantissimi, Sì. dicevamo, sono quasi 70.000 le famiglie che sarebbero escluse da tutto questo tipo di sostegno. Sì, con 6.000 euro di sé, insomma, non possono avere questo contributo, questa indennità una tantum, però per esempio potrebbe presentare la domanda SFL, quindi supporto per la formazione del lavoro, attraverso il sito dell'INPS, quindi quello lo potrebbe fare, o attraverso appunto i patronati, in cui vengono riconosciuti 500 euro al mese in base alla partecipazione alle politiche attive, per esempio come corsi, tirocini, insomma, e quant'altro. Essendo insomma attivi alla ricerca del lavoro, vengono riconosciute per un massimo di 12 mensilità, 500 euro al mese, e adesso c'è stata anche una proroga per ulteriori massimo 12 mensilità. Insomma, chi vuole appunto cercare comunque trovare soluzioni, ce ne sono Sì. abbastanza. Invece, padre Sirica, la locanda del Samaritano è diventata un punto anche importante per Catania, per chi si trova a vivere per strada, col dormitorio, insomma, per le donne. Insomma, ci vuole sempre di più anche come dire, fare rete, no? Fra tutte le associazioni, le persone che poi anche con il volontariato, lo sappiamo, fanno vivere queste strutture, anche con il servizio civile. Ho conosciuto anche nelle vostre strutture anche dei giovani, no? Che facevano servizio civile proprio anche in previsione dell'apertura di questa casa, di queste stanze dedicate ai padri separati. Vero. Come dico sempre, la città di Catania è una città generosa. Volevo solo sottolineare una cosa, e che anche i che percepiscono la pensione sociale, no? Non ricordo bene adesso a quale importo si aggiri, 150. Mi è capitato la volta scorsa, noi abbiamo tanti volontari, a proposito volontari che vengono, ci danno una mano e hanno il piacere di cucinare per noi, piatti anche che generalmente, perché noi vivendo di provvidenza, quello che abbiamo in cucina, quello cuciniamo. Allora dalla nostra cucina partono dei profumi eccezionali, e un giorno, forse 2 settimane fa, una signora che vive nei pressi della locanda del Samaritano, che è sita in via Santa Maddalena, mi si avvicina e dice: padre, mi vergogno a dirlo, io sono una pensionata minima e tante volte sento del profumo che fuoriesce dalla vostra cucina. Io scherzando dico: sì, e purtroppo anche è frutto anche dei sequestri che vengono effettuati, il pesce. E lei mi ha risposto: padre, per me quanto è difficile mangiare un po' di pesce. Allora ho detto ai volontari che ogni qualvolta ci verrà donato del pesce, una porzione verrà data a questa signora che abita di fronte alla locanda, per dirvi che anche un anziano, quello che percepisce 150 euro, ecco, fa fatica a sbarcare il lunario, deve fare tanti sacrifici. Quindi questo per dire, ritorno quindi alla domanda dei volontari. Certamente la locanda del Samaritano, la Lumiere, il dormitorio maschile e la Gorà della Carità di prossima apertura si sostiene proprio grazie alle donazioni e alla partecipazione fisica di tanti volontari, perché ripeto, io non ho convenzioni con lo Stato, Regione e Comune, quindi vivo di gratuità pura, se non dell'8 per 1000 e 5 per 1000. Quindi questo mi permette di essere libero e di continuare questa azione caritativa verso i più poveri, ma non da solo, perché da solo non arriverei a concludere nulla, ma con tanti volontari catanesi che fanno rete, ci sostengono, e tante fondazioni che credono nel nostro progetto di carità, che è espressione della città di Catania.
Bene, allora viva i volontari, viva chi si impegna in tutti i settori, anche quelli istituzionali, e per questo ringraziamo oggi il dottore Foti, che è appunto il direttore del Dipartimento Lavoro della Regione Siciliana, Davide Grasso, che appunto con il suo CAF dà tanti consigli e sostegno soprattutto a chi ne ha bisogno, ovviamente a padre Mario Sirica. Ringrazio anche chi ci ha ascoltato, noi torneremo comunque a occuparci di questi argomenti che restano sempre nell'agenda nostra, insomma, di interesse. Grazie e alla prossima.